Benvenuti, tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie della nostra squadra del cuore. Grazie. Una sconfitta all'ultimo minuto dopo il pareggio della scorsa settimana, arrivato anch'esso all'ultimo minuto. Il calcio è così. Abbiamo preso un punto questa settimana e lo abbiamo perso oggi. La squadra ha dato il massimo. Questa è la strada da seguire. Sono ottimista per il futuro. Dobbiamo essere rispettosi, ma senza paura di nessuno. Stasera è stato dimostrato un grande carattere. Dipende da noi. Dobbiamo essere costruttivi. I ragazzi devono mostrare lo stesso coraggio di stasera. Stiamo cercando di ottenere qualcosa di diverso, ma è pur sempre agosto. Come allenatore, è deludente aver perso punti, ma mi prendo il merito della prestazione di stasera. Sono contento anche della delusione dei ragazzi a fine partita, che dimostra che la squadra è disposta a competere con chiunque. Sul mercato ci sono mancati sia numeri che caratteristiche. Devo ancora parlare con la società. Se l'avessi fatto, avrei potuto dare risposte più precise. Il mercato è dinamico, la società è attenta. Se succede qualcosa, saremo pronti. Rimpianti? Sul ruolo di Palestra titolare. Dovrei rivedere la partita per rispondere a questa domanda, ma dico subito che abbiamo fatto tutto quello che avevamo pianificato. Avevamo bisogno di giocatori veloci. Sostituire Luvumbo con Zappa è un segnale chiaro. Eravamo un po' stanchi alla fine, il che è un peccato. Non so cosa sia stato positivo o negativo in termini di strategia. Palestra sa cosa può darci. Avremmo potuto permetterci di bloccare Spinazzola, e lui aveva la velocità per farlo. Spinazzola ci ha spesso costretto a giocare in 5. La squadra ha dimostrato compostezza in un ambiente ostile. Quanto conta su questo? Questa squadra deve avere nel DNA la capacità di vincere. È impensabile immaginare il Cagliari affrontare il Parma in modo diverso rispetto a queste prime due partite. Ogni partita è estremamente difficile. Non ricordo una partita che avremmo dovuto prendere alla leggera. Siamo stati aggressivi fin dagli ultimi secondi e dobbiamo portare con noi questa determinazione contro il Parma, che è il nostro stesso obiettivo. Non possiamo permetterci di accontentarci di queste due prestazioni. Alla fine abbiamo ottenuto solo un punto. Cosa ti ha colpito del Napoli? Il Napoli impressiona comunque, perché ha giocatori di grande qualità e con una forte volontà. Si è rafforzato ulteriormente con un maestro alla guida che non li delude mai. Ci aspettavamo tutto quello che abbiamo visto. La squadra è stata in svantaggio nel primo tempo, forse per mancanza di coraggio nei minuti di recupero? Avevamo molto lavoro da fare, quindi quei 5 minuti sono stati anche merito della pressione del Napoli. Nel primo tempo abbiamo affinato il nostro piano di gioco. Siamo stati costretti a giocare in 5. Abbiamo gestito le difficoltà in modo ammirevole. Sapevamo di affrontare i campioni d'Italia alla loro prima partita davanti ai loro tifosi. Dobbiamo congratularci con il Napoli per aver cercato la vittoria a tutti i costi. Non posso biasimare i miei giocatori per nulla. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Ti è piaciuta la partita del Napoli? Lascia un commento al video qui sotto e iscriviti al canale. Forza Napoli!